La via delle Prealpi, che attraversa il Veneto partendo dal lago di Garda, finisce tra i boschi della foresta del Cansiglio. Un itinerario pedemontano ai piedi delle Dolomiti patrimonio UNESCO, emozionante, potente e ricco in ogni periodo dell'anno e sotto tutti i punti di vista: storico, naturalistico, ambientale, sportivo, enogastronomico ed anche spirituale. Arriviamo dal lago di Santa Croce alla ricerca di una pausa rinfrescante dalla calura estiva e attirati dalle colorate vele dei surfisti e dei kiters. La vasta piana del Cansiglio, che si apre in Alpago sotto la corona di monti delle Prealpi bellunesi a cavallo tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, ispira pace ed equilibrio tra uomo e natura. Il paesaggio è pressoché unico, grazie all'inversione termica determinata dal microclima particolare dell'altopiano carsico, ma lo scopriremo strada facendo. Il Bosco d'Alpago, bosco d'areme della Serenissima Repubblica di Venezia, che utilizzava i faggi alti e dritti come colonne per i remi delle sue galee, dopo l'Unità d'Italia fu dichiarato foresta demaniale inalienabile ed oggi è parte del demanio regionale gestito da Veneto Agricoltura. È il punto di partenza ideale per un viaggio alla portata di grandi e piccini alla scoperta della foresta e delle sue creature. Il bosco di faggi e abeti bianchi e rossi del Cansiglio ci accoglie con una passeggiata di cavalli. Qui si respira un'aria profumata di bosco e addentrarsi nei sentieri ombrosi a piedi, a cavallo e in bicicletta è il modo migliore per vivere la quiete di questi monti. Accompagnati da esperte guide equestri, entriamo nella faggeta e dopo aver fatto il pieno di natura percorriamo la strada verso l'antico villaggio cimbro di Vallorc, una passeggiata di media difficoltà. Andare a cavallo in Cansiglio non è il cavallo che vedi per televisione, il galoppo, è un andare piano, uno slow. Quindi tu chiaramente all'interno della foresta hai modo di vedere da una prospettiva completamente diversa da quella che vedresti a piedi, perché comunque non stai guardando tu dove mettere i piedi e quindi tu puoi guardare e ti dico, la foresta offre degli scorci veramente meravigliosi. Senza fretta e godendoci la vista delle montagne che ci circondano, dal cavallo fino al Pizzoc, seguendo la via dei Cimbri, raggiungiamo il villaggio Vallorc. Tra queste casette tipiche si conservano le tradizioni, il lavoro e anche la lingua degli antichi cimbri, giunti in Cansiglio a metà del Settecento dall'altopiano di Asiago, richiamati dai ricchi contratti offerti dalla Repubblica Serenissima di Venezia, che nella foresta del Cansiglio ha trovato il legno ideale per realizzare i remi delle sue galee di San Marco, ognuna delle quali montava 150 remi e altrettanti rematori. E i cimbri erano maestri nella lavorazione del legno. I cimbri sono arrivati in Cansiglio alla fine del Settecento, esattamente il primo contratto che siamo riusciti a trovare all'Archivio di Stato di Venezia data 1790, quando un certo Azzalini Domenico, proveniente da Preone, un bosco che aveva la Serenissima in Carnia, si stabilì in Cansiglio perché logicamente era un posto migliore dove iniziare l'attività della lavorazione del faggio, ricco di piante di faggio di prima scelta, e fece appunto nell'anno 1790 il primo contratto con la Repubblica Veneta. Questa piccola comunità parla l'antica lingua cimbra, il Tauch Gareida,
Dopo la decadenza della Repubblica Serenissima, anche l'arte della lavorazione del legno ha dovuto trovare altre espressioni. Le scatole dei cimbri sono robuste e famose. I scatoli erano dei contenitori per alimenti, crivelli, tutti quegli usi che qui vedete rappresentati. Erano denominati proprio i cimbri scatoleri, scatolai o talzieri. Ecco, questa era la definizione delle attività. E dobbiamo dire che non erano veri e propri boscaioli, contrariamente alla Creta, ma erano degli artigiani che facevano un prodotto e lo commercializzavano. Nei pressi, la grotta e gli scavi archeologici ripresi nel sito di Pian di Landro e il Museo regionale dell'uomo in Cansiglio e centro etnografico e di cultura cimbra. Cioè dalla presenza dell'uomo nella foresta del Cansiglio. Partendo dalla preistoria, quando una piccola popolazione di cacciatori stagionalmente si recava in Cansiglio per cacciare. I sentieri, semplici e pianeggianti, invitano a fare una passeggiata, ma è con la bicicletta che ci si gode più facilmente il grande anello ciclopedonale del Cansiglio. Una mountain bike a pedalata assistita ci solleva anche dalla fatica. Sentieri per tutti i gusti, ci sono delle strade forestali che sono accessibili un po' a tutti e c'è la possibilità anche di fare percorsi più impegnativi, magari usando biciclette un po' più di alta gamma, con discese da gestire e quindi un po' più tecniche. Ecco. Chiaramente lì ci vuole una preparazione un po' diversa rispetto a quello che è l'uso di una bici assistita. Diciamo che la nostra prerogativa è quella di portare il turista nell'ambiente cercando di valorizzare tutti quelli che sono gli aspetti ambientali, paesaggistici e quant'altro. Facciamo diversi tipi di attività, oltre a quello che è l'accompagnamento su bici muscolari o assistite come queste, che è l'escursionismo giornaliero, il trekking di più giorni oppure anche il torrentismo, quindi nei fiumi per divertirci. Dopo una bella passeggiata, il rifugio Vallorc è per molti un punto di riferimento per una sosta o un ristoro, ma anche per le attività dedicate alle famiglie e ai bambini dell'associazione Lupi, Gufi e Civette e delle sue guide naturalistiche di grande esperienza. Diciamo che i bambini molto spesso insegnano a noi con i loro occhi. Quello che noi cerchiamo di trasmettere è la consapevolezza, sin da piccoli, dell'importanza della natura e della sua conservazione e quindi attraverso vari laboratori o comunque sempre esperienze dirette. Noi lavoriamo tantissimo con la cucina tradizionale e per cucina tradizionale intendo proprio che io me ne vado 2 o 3 giorni prima del fine settimana a scegliere i prodotti dai contadini. Utilizzo solo prodotti locali, che siano dalle verdure piuttosto che le carni, i salumi lo stesso, i formaggi di malga e cerchiamo di valorizzare tutti quelli che sono gli attori del territorio, i produttori. Diciamo che i gusti con le erbe spontanee sono molto graditi. Lavoro molto con le erbe spontanee e quindi la pasta, i ravioli magari alla borragine, i ravioli alla menta del Cansiglio sono molto apprezzati, le paste ripiene con le erbe. Erbe e fiori che sono il tesoro del bosco, ma anche l'ingrediente speciale di grappe aromatiche deliziose. Andare alla scoperta di sentieri e posti magici nella foresta è un'avventura per ogni età. Gli alberi e il bosco nascondono segreti che le guide ci aiutano a svelare. Ecco Martello, questo è il faggio. Questo è il nostro principe della foresta del Cansiglio. Quando gli raccontiamo che questi faggi, ad esempio, nutrono in particolare in determinati periodi dell'anno, come anche questo che stiamo passando adesso, che si chiamano pascione, quando praticamente vengono tantissimi frutti, ecco, e nutrono tantissimi uccelli che poi attirano altri animali, che poi attirano altri animali ancora, e la foresta si arricchisce da un albero, allora lì cominciano ad avere una sensazione diversa. Non vedono più il faggio solo come un pezzo di legno con un po' di foglie, ma gli danno tutta un'altra dimensione. Ecco qua. Qui riesci a vedere anche un'apertura al di sotto della corteccia
una lenticella qua sotto dove scopri la parte appena prima della vita, di dove gli scorre la linfa. Sui bambini, quando gli racconti che ci sono all'interno del bosco anche cose che non si vedono, e loro poi ti vedono magari la lucetta, perché l'abbiamo vista, della lucciola sotto la foglia, e vedono dentro una casa con i gnomi, con il papà gnomo che stava leggendo il giornale, cioè riescono a creare un mondo che dici, vabbè, se ho trasmesso tutto questo. Immergendosi pienamente nella natura si può aiutare a guarire anche l'anima. Io mi occupo di accompagnare le persone in percorsi di immersione forestale e di consapevolezza, lavorando con dei protocolli scientifici per far sì che questa esperienza possa essere sia una giornata dove la persona riesce a prendere confidenza con se stessa all'interno del bosco, e anche per poter riuscire in qualche modo a ottenere dei benefici dal punto di vista della salute psicofisica. Nel bosco poi inizia un protocollo di immersione e terapia forestale. Le caratteristiche della foresta che vengono in questo modo amplificate portano le persone a poter cogliere il massimo dal punto di vista dei benefici di questa esperienza di immersione, soprattutto per tutto quello che viene respirato, quindi i famosi BVOC, quindi tutti i composti volatici che vengono messi in atmosfera da questi alberi, e poi tutte le caratteristiche che possono essere poi sviluppate attraverso i sensi. Un aspetto poi anche di coaching esperienziale e di interazione diretta con i partecipanti. Si tratta di piccoli gruppi, massimo 8 persone, proprio per dare la possibilità che si crei una piccola comunità di condivisione, di crescita anche poi nei momenti di interazione e di formazione. Per chi invece ama un approccio più sportivo, sempreverdi sono le escursioni in montagna anche ad alta quota, alla ricerca di vasti panorami e paesaggi d'incanto che ci ispirano a tutelare e ad amare tutta la natura. C'è una bella varietà di escursioni, quindi possiamo veramente proporre tante cose per fare in modo che le persone soprattutto capiscano che siamo veramente connessi con l'ambiente naturale. Non è difficile capire perché queste montagne e questi immensi pascoli siano così salutari. Ovunque incrociamo il simpatico muso delle vacche all'alpeggio, quasi tutte da latte, prezioso ingrediente per i prelibati formaggi della montagna, frutto di un pascolo speciale grazie al microclima unico del Cansiglio. Il Cansiglio è una zona molto particolare, innanzitutto è un altopiano carsico e soprattutto presenta un'inversione termica molto accentuata, questo dovuto alla sua conformazione, siccome è una conformazione a catino, più ti abbassi al suolo e più fa freddo e quindi hai anche l'inversione di vegetazione. La montagna normale tu vedi che trovi il faggio, l'abete e poi i pascoli in quota. Il Cansiglio è completamente il contrario, tu trovi i pascoli sul fondovalle, l'abete e il faggio che arriva fino in quota. Il Montasio DOP della montagna è il formaggio principe di questi monti, fatto con latte crudo, raccolto, lavorato e stagionato, minimo 60 giorni sopra i 600 metri, morbido ed equilibrato, è un compendio della natura che ci circonda. A Fregona dal 1938 lo storico caseificio cooperativo è un punto di riferimento importante dell'economia e per la produzione del Montasio della montagna. Oggi il moderno caseificio Agricansiglio, affiliato a Soligo, raccoglie e lavora, sempre a crudo, il latte di una 50ina di aziende agricole del Cansiglio. Meno noti ma da sperimentare rigorosamente sul posto, visto che il latte di montagna ha una produzione limitata, la cacciotta fumo del Cansiglio, affumicata con il legno dei faggi del bosco, e il grottino, un formaggio giovane, si produce solo da qualche anno recuperando antiche tradizioni. La sua affinatura, come dice il nome, avviene all'interno di una grotta, la grotta del Caglieron, certificata dal 2012. È una sorta di formaggino a pasta semicotta che poi vedremo maturare in grotta.
Nel 2011, come si vede dall'incisione alle mie spalle, i servizi forestali hanno chiuso la grotta, l'hanno svuotata, chiusa e messa a disposizione di Agri Cansiglio per l'affinamento del formaggio. Nel 2012 abbiamo raggiunto l'obiettivo principale della cooperativa, che era quello di ottenere il bollo CE in questa grotta. Grottino nella versione piccola, formaggio di grotta del Caglieron nella versione più grande, quella da 2 kg. La grotta intanto mantiene umidità e temperature di poco variabili nell'arco dell'anno. Entra dal nostro caseificio di Agri Cansiglio, viene posto in queste tavole dove rimarrà per 60 giorni e dopo pochi giorni viene aggredito dal Penicillium candidum, che è quella muffa bianca che vedete alle mie spalle, dopodiché dai vari aspergili, per finire poi con delle muffe scure, grigie, che sono anche indice di un prodotto già pronto. La grosta conferisce al formaggio una sapidità del retrogusto di legno, del gusto di fungo, è caratteristico della grotta. Poi la pienezza del prodotto invece è data chiaramente dal latte crudo. Ci troveremo di fronte a un formaggio con un'occhiatura abbastanza importante, di un colore molto intenso. Il colore chiaramente è dato dai beta-caroteni del latte classico, della piana del Cansiglio o comunque dall'erbaceo, e poi lo troveremo imponente, importante, non ha bisogno di tanti accompagnamenti, ha già tanto di suo. Il pascolo e la trasformazione dei prodotti sono parte viva dell'economia e della vita stessa delle genti del Cansiglio. Milo Veronese gestisce con la moglie Agnese l'azienda agricola Le Code, di proprietà della regione, in gestione da Veneto Agricoltura. Voi avete visto che qua gli animali sono tutti al pascolo. Hai 2 fattori positivi. Uno, sicuramente il benessere animale. Quindi le vacche chiaramente vivono nel loro stato naturale e quindi sono più sane e durano di più. Secondo, per una migliore qualità del latte prodotto. Noi abbiamo un latte di montagna innanzitutto, che viene trasformato come latte di montagna, in più abbiamo aderito a una certificazione volontaria che è il QV, qualità verificata. Una chicca che rende ancora più salutare il latte è che all'alimentazione delle vacche vengono aggiunti i semi di lino, che oltre ad essere un alimento con il 20% di proteina e il 40% di grasso è ricco di omega 3 e omega 6. Omega 3 e omega 6 che poi ci ritroviamo nel latte. Da qualche anno è ripreso anche l'allevamento della pecora dell'Alpago, di cui si era quasi persa la memoria. Emilio Paolon ha iniziato per passione ad allevarle insieme alla moglie Lorena Bortoluzzi. La pecora alpagota è davvero unica. È piccola, per cui si presta bene a pascolare, in quanto, diciamo così, pascola senza danneggiare il territorio sostanzialmente. La carne d'agnello d'Alpago oggi è presidio slow food. È pregiata per la carne, sì, è una carne molto dolce, tenera. In Alpago ci sono circa 3.000 capi, per cui l'offerta di questo prodotto è un'offerta sostanzialmente contenuta. Questi prati non sono solo il paradiso delle mucche e delle pecore alpagote. Immersi nella natura e circondati dalle vette alpine, tra laghetti dove sguazzano le anatre, apprezzare la pace e l'aria pura e cristallina è il plus delle 18 buche del Golf Club del Cansiglio. Si deve venire a giocare a golf anche qui in questo territorio, è uno dei campi di montagna più belli d'Italia sicuramente e è il secondo campo più vecchio del Veneto, dopo quello di Venezia. È del 1958, fino agli anni 95 era 9 buche e poi è stato ampliato a 18 buche.
Green frequentato da persone di ogni età, professionisti, molto spesso anche da stranieri o famiglie e anche bambini, grazie alla scuola ottima anche per iniziare a prendere confidenza con questo sport. Persone di tutte le età, i nostri soci vanno dai 7 agli 88 anni. Ogni weekend abbiamo delle gare di circolo per i giocatori dilettanti e poi abbiamo ad agosto, ormai da un po' di anni, una gara di livello nazionale che richiama giocatori importanti da tutta Italia. La flora del Cansiglio è così particolare che per raccontarla è stato costituito un piccolo giardino botanico dove imparare a riconoscere ed apprezzare le particolarità di questi monti. Dedicato a Giangio Lorenzoni, che lo ha fondato con Elisabetta Del Colle, vuole rappresentare il paesaggio vegetale del gruppo Colnudo Cavallo. Un gruppo che è posto ai margini della catena alpina, i margini meridionali, e che pur non essendo molto esteso però conserva una flora nutrita di specie anche rare e comunque che si sono conservate proprio ai margini della calotta glaciale nel periodo delle glaciazioni, per cui la ricchezza floristica è notevole. In totale sono 3 ettari, anche se in realtà la maggior concentrazione di ambienti di specie si trova su circa la metà. Il rimanente ettaro e mezzo invece è dedicato proprio al percorso panoramico e di osservazione dei prati naturali del Cansiglio. Abbiamo sistemato i vari ambienti seguendo le fasce di vegetazione che normalmente si trovano salendo una montagna. Dai ghiaioni alle valli, dove la neve staziona per buona parte dell'anno, il giardino ricostruisce i differenti habitat dei fiori dei pascoli. Sono i pascoli rupestri, diciamo così, perché colonizzano gli ambienti più pendenti e più aspri a festuca alpestre. Quindi è una bella espressione del territorio delle Alpi orientali. Il tentativo è di ricreare una visione d'insieme di un ambiente prezioso in ogni suo aspetto. Nessuno vieta di apprezzare la flora, cioè il singolo fiore, però noi pensiamo che il visitatore debba uscire da questo giardino più con un'idea di insieme piuttosto che col nome, magari imparato anche a fatica, il nome scientifico di una specie.